Si è svolto ieri presso l'aula del Tribunale Livatino ad Agrigento la consegna delle toghe di platino, oro e di argento agli avvocati con più anzianità di iscrizione all'ordine forense. Si è riunito il Comitato Ordine Pubblico in Prefettura ad Agrigento per rafforzare i controlli durante le prossime festività. Un interessante convegno oggi sul futuro della riserva naturale di Punte Bianca. Mare Amico sollecita il governo a definire l'iter. Novena a Fontanelle, a Siculiana la pace sotto l'albero. Report dell'ASP di Agrigento, aumenti dei casi in provincia, l'influenza attanaglia la popolazione. A Leonardo un nuovo indirizzo di studi, Open Day all'Istituto Rita Levi Montalcini. L'Acragas incontra fuori casa il Resuttana, la Fortitudo e il Casale Monserrato a Porto Empedocle. Benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie. Anche oggi tantissime notizie che interessano la cronaca e tanti altri argomenti. Tanto apriamo il nostro telegiornale con svolta ieri presso l'aula Giuseppe Livatino del Palazzo di Giustizia di Agrigento la manifestazione di consegna delle toghe di platino, d'oro e d'argento. A introdurre il presidente dell'Ordine di Agrigento, avvocato Vincenzo Gaziano, ha dato il suo saluto ai presenti il procuratore di Agrigento, facente funzione Vella, a seguire quello del presidente dell'ufficio GIP e GUP, Giuseppe Miceli, quindi la consegna dei riconoscimenti da parte del presidente dell'Ordine Gaziano. Abbiamo seguito l'evento direttamente al Tribunale. Si è svolta ieri presso l'aula Giuseppe Livatino del Palazzo di Giustizia di Agrigento la manifestazione di consegna delle toghe di platino, d'oro e d'argento. Ha introdotto l'evento il presidente dell'Ordine di Agrigento, avvocato Vincenzo Gaziano. Quindi ha dato il suo saluto ai presenti il procuratore di Agrigento facente funzioni Salvatore Vella, a seguire quello del presidente dell'ufficio GIP e GUP, Giuseppe Miceli. Quindi si è passati alla consegna dei riconoscimenti da parte dello stesso presidente Gaziano. Le toghe di platino per i 60 anni di attività sono state assegnate agli avvocati Angelo Burgio, iscritto all'albo sin dal 10/4/62, quindi all'avvocato Calogero Schifano, iscritto in data 14/2/62, non presenti perché impossibilitati. Le targhe sono state ritirate dall'avvocato Tesè, quella relativa al collega Angelo Burgio, mentre quella dell'avvocato Schifano è stata ritirata dalla figlia Sabrina e dalla nipote Valeria. Si è passati quindi alle toghe d'oro per i 50 anni di iscrizione all'albo, andate all'avvocato Antonino Maria Cremone, iscritto sin dal 24 marzo 72, e all'avvocato Carlo Pangamo, iscritto sin dal 29 maggio 72. Quindi la consegna delle toghe d'argento ad altri 21 avvocati. L'evento ha interessato sia l'avvocatura agrigentina che il mondo giudiziario, molti familiari presenti e gli amici per l'occasione. Avvocato, ecco un riconoscimento importante, la toga d'oro, che significato assume per la sua carriera? Che significato assume? Il significato che assume è una resistenza, perché fare l'avvocato è un'attività totalizzante e ci vuole una forza notevole. Io sono molto contento di questa manifestazione, sono molto contento di quello che oggi ho potuto dire, di quello che mi ha detto la Presidente e dei praticanti che hanno partecipato. Tutti li ricordo come se fosse oggi, da Fulvio Bonsignore, che nel ringraziare ho dimenticato, a Loredana Danile, al primo Gianni Amel, a Nino Noto, alla Loggia, tutti persone, e vorrei ringraziare anche quegli avvocati che, essendo stati praticanti, poi hanno deciso per necessità varie, perché la vita, di lasciare l'avvocatura. Alcuni sono diventati magistrati, un ruolo importante, altri sono diventati notai, ognuno ha avuto la sua storia, ma io sono convinto che resterà sempre nel loro cuore la voglia di
essere avvocati, perché essere avvocati significa stare vicino, potente o umile che ti chiama, nel torto o nella ragione, vanno dall'avvocato sperando che lo aiuti. Dunque penso che quello dell'avvocato, come dicevo ai miei alunni quando nell'86 ho lasciato l'insegnamento, sia tra le professioni naturali come quella del medico, perché sempre la nostra società, anche le civiltà meno evolute, hanno avuto bisogno di qualcuno che in un momento di difficoltà va dall'avvocato per farsi difendere. E con tristezza devo abbandonare il compenso dell'avvocato che si chiamava onorario, legato alla sua etimologia, e oggi si chiama compenso. Purtroppo credo che sono stati traditi determinati principi dell'avvocatura, ma noi, come abbiamo visto con la presenza dei magistrati nelle varie qualità, inquirente e giudicante o rappresentante delle associazioni, noi saremo in grado di difendere i nostri cittadini. Avvocato, questo riconoscimento cosa rappresenta per lei, oltre chiaramente l'età dell'iscrizione, dal punto di vista professionale? Le dico e le confesso che mi sono emozionato, perché non per una questione di ambizione, ma per una questione proprio di modestia. Io, essendo un rappresentante, l'ultimo rappresentante di uno studio legale così antico, dicevo, come ho detto poco fa, il studio fu fondato da mio nonno nel 1888, ho cercato con la modestia di poterlo proseguire e di portare in alto questo nome. Ora, oggi, il Consiglio mi ha premiato, che ho gradito veramente, e dedico ai miei avi questa medaglia. Che consiglio dare a un giovane che si avvia alla professione forense? Beh, veda, dare consigli non è facile, perché i tempi sono cambiati. Quando io ho cominciato la professione nel 70 era diverso, sia come magistratura, sia come avvocatura, ed era tutto diverso. Ma dico solo ai giovani una sola cosa: abbiate coraggio e cercate di affermarlo. Grazie. E definiti in prefettura ad Agrigento nel corso di una riunione del Comitato Ordine Pubblico i servizi di vigilanza e di controllo straordinario del territorio in occasione delle prossime festività, sia natalizie che di fine anno, presente anche il sindaco Miccichei. Il servizio. In occasione delle prossime festività di fine anno e di Natale sono stati definiti in prefettura nel corso di una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica i servizi di vigilanza e controllo straordinario del territorio. Alla riunione ha partecipato il sindaco del comune di Agrigento, presente anche un rappresentante del Libero Consorzio di Agrigento. Sono state quindi prese in considerazione alcune particolari situazioni che vedranno verosimilmente un sensibile aumento della circolazione di veicoli e persone, anche turisti, potenziando i servizi di vigilanza e di sicurezza e protezione degli obiettivi ritenuti a rischio delle località a maggiore vocazione commerciale e turistica, nonché quelle dove vengono allestiti mercatini e fiere natalizie nel capoluogo e negli altri centri della provincia. Un particolare attenzione sarà dedicata ai luoghi di culto dove si svolgono tradizionali cerimonie religiose del Santo Natale. Saranno altresì potenziati i controlli lungo le arterie stradali, in particolare quelle di accesso al capoluogo e alle mete turistiche della provincia. Il prefetto ha richiamato inoltre l'attenzione sull'esigenza di implementare dispositivi generali di prevenzione e repressione dei cosiddetti reati predatori, in relazione alla maggiore circolazione di denaro e di merci che si realizza in concomitanza delle feste di fine anno. Saranno altresì attivati servizi specifici mirati al contrasto della produzione e alla commercializzazione illegale di artifizi pirotecnici. Punta Bianca, quale futuro? Questo è l'incontro che si è tenuto stamani alla Biblioteca Franco La Rocca, organizzato dall'Associazione Maramico di Agrigento.
Il futuro della riserva, oggi un interessante convegno che diverte anche i protagonisti che hanno cercato di contribuire appunto alla sua nascita, ma ora bisogna passare ai fatti, ci vuole l'ente gestore, questo è il senso del suo intervento fatto poco fa. Sì, ci vuole l'ente gestore perché ormai la riserva è una cosa consolidata, però è necessario che ci sia qualcuno che controlli chi fa che cosa, anche perché l'ente gestore avrà il compito di formulare e presentare il piano di utilizzo. Il piano di utilizzo è la cosa fondamentale e in questo momento chiunque può fare qualcosa e non è una cosa giusta per la riserva. Quindi abbiamo messo un punto fermo che è la istituzione della riserva lo scorso maggio e proprio per questo abbiamo voluto questo convegno per ringraziare l'onorevole Savarino che molto si è battuta insieme con l'onorevole Musumeci per l'istituzione della riserva dopo 26 anni. Avremmo voluto presente, e lo abbiamo invitato, il generale Scardino perché abbiamo il problema delle esercitazioni nelle zone fuori dalla riserva ma limitrofe alla riserva e ha declinato l'invito. E speriamo di averlo qui con noi presto perché dobbiamo discutere. Noi abbiamo bloccato le esercitazioni con un sit-in lo scorso anno e anche quest'anno e siamo pronti a rifarlo qualora loro dovessero decidere di tornare ad esercitarsi. Noi siamo qui, i cittadini sono con noi e la riserva non è assolutamente compatibile con le esercitazioni militari. Qual è il suo apporto oggi a questo interessante convegno sulla riserva che sta organizzando Mare Amico? Ma soprattutto sulla possibilità, come viene prospettata, della compatibilità con il poligono militare. Su questo le ricerche che abbiamo sviluppato in questi anni dimostrano che non c'è nessuna possibilità di mettere insieme un'area protetta, una riserva naturale, accanto a un poligono militare. Pertanto oggi l'apporto che daremo è dimostrare l'incompatibilità e se c'è un futuro per quest'area, e soltanto se questa riserva verrà sanata, verrà bonificata e soprattutto verrà pacificata. Ma è così difficile spostare l'esercito dalle zone militari, insomma, zone di esercitazione? Ma anche su questo dobbiamo rompere un tabù e per anni le forze armate hanno detto che non c'erano alternative, ma i poligoni in questo momento in Sicilia sono aumentati e abbiamo un obiettivo: nel luglio del prossimo anno scadono i 5 anni proprio della programmazione di questi poligoni in Sicilia. Abbiamo tutto il tempo per ridefinire quelle che sono le prospettive delle presenze militari nel territorio. I carabinieri hanno arrestato per porto clandestino di arma e ricettazione un minorenne e denunciano un altro in stato di libertà per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Tutto questo a Ravanusa, il servizio. I carabinieri della stazione di Ravanusa la scorsa notte hanno tratto in arresto un giovane di 15 anni di origine tunisina e denunciato un altro 16enne di origine romena, entrambi residenti a Ravanusa, ritenuti responsabili dei reati di porto d'arma clandestina e di ricettazione, nonché per porto d'armi e oggetti atti a offendere. Nello specifico, la pattuglia della suddetta stazione, mentre era impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio, sorprendeva i due giovani lungo la via Tintoria, il primo con al seguito una pistola di marca Mauser, modello 1934, calibro 7,65 Browning, con matricola Brase e relativo caricatore privo di colpi, il secondo in possesso di un noccoliere e di un disco metallico con 4 lame. Per i fatti sopra descritti, dopo le formalità di rito, il quindicenne veniva tratto in arresto e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, condotto presso il centro di prima accoglienza a Morvillo di Palermo. L'altro complice veniva denunciato in stato di libertà. Si è tenuta quindi l'udienza di convalida, nel corso della quale l'arresto veniva convalidato per il minore, disposta la permanenza nel centro di prima accoglienza. Il successivo giudizio di merito servirà a vagliare le responsabilità dei minori coinvolti, le quali non sono ancora definitivamente accertate.
Appuntamento settimanale con la situazione del Covid fatto dal commissario dell'ASP Zappia. Intanto nella settimana dal 5 all'11 dicembre si assiste a un lieve incremento delle nuove infezioni, con un'incidenza pari a 11.361 e un valore cumulativo di abitanti pari a 237 su 100.000. Il tasso dei nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nella provincia di Enna. Questo è il report settimanale fatto dal DASOE dell'assessorato regionale alla sanità. Intanto vediamo il punto sulla situazione di Agrigento fatta dal commissario dell'ASP Zappia. Aggiornamento di metà mese, siamo nel mese di dicembre, per la situazione della pandemia nella nostra provincia. Se vi ricordate, settimana scorsa vi avevo accennato a una sensazione ovviamente non positiva che mi sta avvenendo sempre più incalzante. Parlavo di Tempesta Perfetta. Tempesta Perfetta, se ricordate il film, era una serie di fattori negativi, ma presi a uno a uno nessuno avrebbe provocato niente di grave, ma la coincidenza di tutti questi fattori negativi invece hanno provocato ovviamente l'affondamento della nave, quindi l'esito al quale non c'è più rimedio. Noi siamo in questa fase in cui il Covid da parte sua sta avanzando, seppur nella nostra provincia non così come Palermo. Vi racconto che domenica scorsa su Palermo sono iniziati a andare avanti i numeri 80, più 25, più 20. Di solito, vi ricordate, ve l'ho detto parecchie volte nel passato, ad Agrigento questo arriva una settimana, 10 giorni dopo rispetto a Palermo. Comunque il dato incontrovertibile è che i casi stanno aumentando e anche i ricoveri. Per fortuna da noi ancora siamo a 11 in medicina Covid, più 3 in terapia intensiva, non siamo a livelli alti, però dobbiamo prepararci. Ritornando alla Tempesta Perfetta, il Covid che aumenta, l'influenza che in questo momento sta prendendo proprio nella sua fase ascendente, di settimana in settimana l'incidenza dei bambini e degli adulti continua a crescere. Bambini da 0 a 14 anni abbiamo un picco esponenziale, mentre per gli anziani abbiamo un picco che è crescente ma non esponenziale, anziani dico over 60, e quindi questi due fattori negativi pericolosissimi e il fatto che il pronto soccorso già di per sé, per la scarsa attività della medicina territoriale, è l'unico punto in cui i cittadini trovano una risposta di salute, queste tre cose messe assieme potrebbero metterci in difficoltà fortissima. Allora cosa fare? Perché ovviamente il messaggio non ha senso se è un messaggio negativo fino a se stesso. Intanto cerchiamo di vaccinarci. Oggi c'è l'Influ Day, oggi è l'Influ Day. Quindi noi sappiamo che vorremmo sensibilizzarvi perché l'australiana, che è il virus che è sempre del ceppo HN, quindi come le vecchie influenze, come l'aviaria, come il Covid, quest'anno è un ceppo un po' più fastidioso, se non altro perché ha dei picchi di febbre un po' più alti. Si viene fuori da 2 anni in cui noi abbiamo ridotto la nostra esposizione con le mascherine, il lavaggio e il distanziamento, quindi è un insieme di cose che messe assieme possono essere pericolose, soprattutto per i bambini e per gli anziani. Allora cosa fare? Vacciniamoci, ascoltiamo quello che ci dicono i nostri medici, medicina generale, i pediatri di libera scelta, facciamo la vaccinazione anti-Covid, vedete i dati che sono sempre costanti nel basso. Il virus in questo periodo da qua fino a tutto febbraio ovviamente sarà sempre fra di noi, perché ci sono le giornate fredde, poi adesso c'è il mese ci sono le vacanze di Natale, quindi staremo tutti assieme a giocare, socializzare e altro. Allora cosa facciamo? Intanto per quanto possibile aeriamo i nostri locali. La mascherina non è una mascherina che appena è finita il Covid per decreto non si può usare più. Vi esorto a usare la mascherina negli ambienti chiusi, perché ci protegge non solo dal Covid, voi potete anche stabilire che per voi è finito e non ne volete sentire parlare più, ci protegge da tutti gli altri virus e da quella che è la influenza, o comunque da quella che è la trasmissione di altri vettori infettivi. Quindi cosa rimane da fare? Vaccinarci,
mettere la mascherina e fare tutte quelle cose che abbiamo imparato, compreso aerazione, lavaggio delle mani, distanziamento. Con questo passeremo delle vacanze di Natale, secondo me, un po' più tranquilli. Ci vediamo al prossimo appuntamento, che è la settimana, cioè 2 giorni prima del Natale. E anche quest'anno l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha aderito all'Influ Day, la campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione antinfluenzale promossa dall'assessorato regionale alla salute. L'iniziativa promozionale si è svolta presso le aziende sanitarie siciliane e ha avuto come obiettivo quello di migliorare la percezione del valore della prevenzione tramite i vaccini. Il servizio. Si celebra oggi l'edizione 2022 dell'Influ Day. Qual è il significato di questa iniziativa? Questa è la giornata dedicata alla vaccinazione antinfluenzale, una celebrazione, ed è a metà del percorso. Prossimamente entreremo nella stagione invernale e la malattia, sappiamo che tra l'ultima fase dell'autunno e le prime fasi dell'inverno è altamente contagiosa. Per cui con questa giornata stiamo un pochino ricordando a tutti e informando tutti quanti che si è ancora in tempo ad effettuare la vaccinazione per evitare il contrarre la malattia nei mesi più freddi. In Sicilia per lo più sono avuti tanti casi, ma nel mese di gennaio e febbraio ci aspettiamo ancora un aumento dei casi, dei contagi. Per cui oggi vogliamo ricordare a tutti che il vaccino è stato distribuito a tutti i medici di medicina generale, si trova presso i centri vaccinali, l'hub di Agrigento sta co-vaccinando insieme al Covid, sta somministrando anche il vaccino antinfluenzale e siamo disponibili a somministrare il vaccino a chiunque ne chiedesse la somministrazione. Consigliatevi col medico di medicina generale, al vaccino antinfluenzale può essere co-somministrato altro vaccino utile come per esempio il vaccino antipneumococcico o antizoster. E l'anti-Covid soprattutto, perché ricordiamoci che ancora è in atto la vaccinazione anti-Covid, soprattutto per le terze e le quarte dosi e per i fragili anche per le quinte dosi. Per cui buona vaccinazione a tutti e buona giornata dell'Influ Day. Dottor Giuseppe Gramaglia, responsabile dell'unità operativa di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Dottore, l'incidenza della nuova influenza sui bambini e l'importanza della profilassi. Sicuramente quest'anno stiamo vedendo un'incidenza soprattutto nei bambini piccoli di bronchiolite. Abbiamo il reparto con 5-6 casi di bronchiolite che vengono trattati per evitare i fenomeni di dispnea e di insufficienza respiratoria. Sono bambini dei primi mesi di vita che stanno a contatto con i fratellini, magari vanno a scuola e portano il virus influenzale in questi bimbi, ma non mancano anche i bambini più grandetti con le bronchiti catarrali, con le bronchiti asmatiforme. Diciamo che il Covid per 2 anni ha determinato una assenza dei ricoveri in ambito pediatrico. Al contrario, l'australiana, che quest'anno abbiamo come influenza, sta incidendo penosamente sui bambini, tant'è che ci sono i pronto soccorso pediatrici molto affollati, così come i reparti di pediatria nel caso della provincia di Agrigento. Stiamo vedendo un afflusso notevole di bambini con febbre alta, febbre che dura 5-6 giorni, che determina anche difficoltà respiratorie come la laringite, ma anche come bronchiti asmatiformi. Sicuramente fare il vaccino ti aiuta ad avere una immunità artificiale che ti consente di vivere meglio questo periodo influenzale, però siamo preparati e ben istruiti ad affrontare, anche perché l'assessorato ci ha dato delle linee guida che stiamo puntualmente seguendo, e oggi stiamo celebrando con i nostri colleghi del PO di Agrigento anche l'Influ Day, che ci permette di scambiarci le esperienze per quanto riguarda i reparti interessati, soprattutto la medicina per quanto concerne gli adulti, il pronto soccorso, ma anche i reparti di pediatria e neonatologia. E passiamo ora alla manifestazione del Santo Natale, novena di Natale ieri sera nel quartiere di Fontanelle ad Agrigento, presieduto dal parroco Don Andrea Militello della chiesa San Nicola. Ampia la partecipazione degli abitanti, l'iniziativa fatta in collaborazione con il comitato di Fontanelle. Seguiamo il servizio del collega Eugenio Cairone. E qui la festa è in via Antonio Gaggini, Fontanelle Nord.
È qui che ieri sera si sono ritrovati in tantissimi per la novena presieduta dal parroco Don Andrea Militello. E la parrocchia di San Nicola, collaborata dal Comitato Fontanelle Insieme e dai volontari, che aiuta il quartiere ad uscire dal letargo e vivere momenti come quello di ieri in via Gaggini. La pandemia aveva bloccato quello che era diventato un appuntamento fisso a dicembre, con le novene che avevano subito una sosta forzata, segnando una profonda tristezza. Grazie al cielo si è tornati, è il caso di dire con più voglia, per portare a termine la tradizione più bella e ricordare che tra qualche giorno è Natale e deve esserlo anche nei quartieri come Fontanelle, non certo ricordato per come si dovrebbe dall'amministrazione comunale. Si deve in particolare alle famiglie Buscarino, Gallo Afflitto e Baldacchino, collaborate da amici e parenti, se in via Gaggini è stata festa grande, con la novena appunto e i canti tradizionali coordinati da Vito Lauricella, che è anche il presidente del comitato di quartiere. Un plauso va sicuramente ai musicisti che hanno allietato la serata con i brani tipici del periodo. Si puzzolo di Careggio alla Vergine Maria ci diceva quando era peggio più lo cuore si rapia ci diceva quando era peggio più lo cuore si capiva. Tutti! La nina, ti voglio cantare, la nina, mio caro bambino, la nina, ti voglio cantare, la nina, mio caro bambino, figlio mio la camiseria chi la voglia raccamare e si voca di l'allesto dammi un bocca di posare e si voca di l'allesto dammi un bocca di posare insieme tutti la ninna nanna ti voglio cantare la ninna nanna ti voglio cantare la ninna nanna mio caro bambino la ninna nanna ti voglio cantare la ninna nanna mio caro bambino la ninna nanna ti voglio cantare non hanno l'unico. E sempre a Siculiana al via il Natale, la pace sotto l'albero, una manifestazione in tema dedicata alla pace si è svolta ieri sera a Siculiana, indetta dal sindaco Zambito, un pensiero a tutte le persone del mondo che non possono festeggiare in serenità a causa della guerra, l'evento clou il prossimo 27 e 28 dicembre con il percorso medievale Calat. Seguiamo il servizio. Una bella atmosfera, una bella occasione di incontro soprattutto della comunità tutta, a iniziare dagli istituti scolastici, le autorità, la presenza di Sua Eccellenza il Prefetto è stata davvero un'occasione per far conoscere una comunità che sta crescendo e il fatto che i ragazzi di Villa Sicania, gli ospiti siano qui con noi a festeggiare e a dare il via a queste manifestazioni è davvero un bel segnale che quando si superano i pregiudizi,
si è disponibili all'ascolto e soprattutto alla conoscenza, molti muri cadono e questa sera è stata una grande dimostrazione. E poi una manifestazione interamente dedicata alla pace, perché abbiamo voluto da un lato festeggiare questo Natale dopo 2 anni, ma dall'altro ci è sembrato giusto iniziare proprio con un ricordo e con un pensiero alle tante persone in tutto il mondo che non vivranno purtroppo a causa della guerra in serenità. E quindi da oggi comunque inizia questo Natale a Siculiana con i mercatini, la casa di Babbo Natale e poi l'appuntamento del 27 al 28 di dicembre con il Natale medievale del percorso storico all'interno di Calat, all'interno del borgo. Saranno degli appuntamenti straordinari con tante attività, per cui vi aspettiamo perché a Siculiana è Natale. E sempre in tema di solidarietà il presidente Schifani ha consegnato un pianoforte a un giovane ucraino, donato un sorriso a una famiglia che soffre. Un pianoforte per un giovane talento della musica arrivato dall'Ucraina, un dono del presidente della regione siciliana Renato Schifani, ha permesso che il sogno di Daniel Godunov di anni 18, fuggito con la madre Tamara dal suo paese in guerra, potesse diventare realtà. Il governatore ha quindi consegnato lo strumento tanto desiderato al giovane durante una commossa cerimonia che si è svolta al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, alla presenza del presidente del Conservatorio Giovanni Angileri, del direttore Daniele Ficola e del maestro Antonio Sottile. È importante per un giovane che soffre, una famiglia che soffre, un'intera popolazione che soffre per un attacco ingiustificabile da parte di un paese aggressore nei confronti di un paese libero. Siamo con loro, siamo con la popolazione ucraina, siamo con questo giovane che è un bravo pianista, lo abbiamo ascoltato, siamo felici di aver portato un sorriso ad una famiglia che soffre. E una selezione pubblica per titoli e colloqui per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo indeterminato e anche part-time è stata indetta dal Comune di Agrigento per 30 agenti della Polizia Municipale, categoria C e C1, per sopperire alle esigenze temporanee del Corpo Municipale del capoluogo agrigentino. E ora linea alla regia per gli spot pubblicitari. Presentato stamani un nuovo indirizzo di studio all'Istituto Leonardo di Agrigento e quello del Liceo Scienza dei Dati e Intelligenza Artificiale. Intanto nel pomeriggio c'è l'Open Day. Abbiamo sentito la dirigente scolastica Patrizia Pilato. Preside, un nuovo indirizzo di studi dal prossimo anno partirà qui presso l'Istituto Leonardo, quale? Sì, oggi con grande emozione perché alla base ci sta davvero un lavoro di ricerca importante fatto pensando al futuro delle nuove generazioni. Inauguriamo il Liceo Scienza dei Dati e Intelligenza Artificiale. È un liceo che viene incardinato, una curvatura che viene incardinata nell'indirizzo scientifico del nostro liceo, che va ad arricchire qualitativamente il già importante pacchetto di percorsi che il Liceo Scientifico Leonardo oggi offre al territorio, ai ragazzi del nostro territorio, ed è un liceo che nasce grazie all'adesione del Liceo Leonardo alla rete nazionale dei licei Scienza dei Dati e Intelligenza Artificiale. È una rete che conta 20 istituti in tutta Italia, che ha una scuola capofila a Monfalcone ed è una rete che ha scelto il Liceo Leonardo per rappresentare questa nuova opportunità di formazione nel territorio in Sicilia. Si tratta di una offerta formativa che ovviamente guarda al futuro, lo dice la stessa intestazione di questo nuovo percorso. Sappiamo bene quanto l'intelligenza artificiale ormai connoti il futuro di qualsiasi ambito lavorativo, e se pensiamo che i bambini che oggi hanno 5 anni saranno i lavoratori della seconda metà del XXI secolo, diciamo che abbiamo sentito il dovere di farci trovare in qualche modo pronti, e per farci trovare pronti dovevamo entrare nel campo dell'intelligenza artificiale. Con questo percorso noi andiamo ad arricchire il curriculum del liceo scientifico
con 2 discipline che sono appunto data science e intelligenza artificiale, che implementeranno l'orario curriculare del liceo scientifico e cureranno i settori appunto di sviluppo dell'analisi dei dati, quindi del trattamento dei big data, che oggi diciamo rappresentano davvero il futuro di qualsiasi contesto lavorativo, se noi pensiamo alla domotica, ai sistemi intelligenti, ma soprattutto vorrei dire, se pensiamo a quelle che saranno le professioni del futuro. Mi piace per esempio condividere con i nostri ragazzi il fatto che da un'analisi delle 20 professioni più richieste nel 2022 al primo posto c'è senz'altro quella degli analisti di dati e scienziati. Ritroviamo gli specialisti in intelligenza artificiale, gli specialisti dei big data e via via, gli analisti della cyber security, gli ingegneri di robotica. Insomma, sono situazioni per cui il Liceo Leonardo non poteva non farsi trovare pronto, proprio per garantire al territorio un'offerta formativa al passo con i tempi. E sempre in tema di scuole, mercatini di Natale e Open Day oggi presso l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini del Villaggio Mosè ad Agrigento. Abbiamo sentito in merito il dirigente scolastico Luigi Costanza. No, questa è una prima giornata di incontro con le famiglie in vista anche delle nuove iscrizioni che verranno perfezionate a partire dal 9 di gennaio, però volevamo, come siamo soliti fare, incontrare le famiglie e il territorio per dare contezza della nostra offerta formativa molto ampia e articolata e allo stesso tempo fare un momento di solidarietà a questi mercatini che questa mattina sono stati qui esposti e i cui prodotti verranno poi, il ricavato delle vendite di questi prodotti verrà devoluta in beneficenza. E la nostra è una scuola che, ripeto, si apre al territorio, che vuole dare contezza per il futuro dei nostri giovani, tant'è che abbiamo fatto un monitoraggio proprio dei nostri alunni che frequentano gli istituti superiori della provincia e devo dire che i risultati sono estremamente positivi. Tutti i nostri alunni nell'anno scorso sono stati tutti promossi con ottimi voti e questo dimostra l'efficienza e l'efficacia di un'azione formativa sempre protesa al miglioramento delle giovani generazioni. Una formazione sempre vicina alle esigenze della famiglia, abbiamo visto una grande accoglienza con tante cose preparate dai ragazzi, ma anche un momento di Natale con le musiche del santo della festa, insomma, cantate dai ragazzi. Sì, anche questo fa parte del nostro modo di lavorare. Gli alunni nostri, noi siamo all'indirizzo musicale, gli alunni, ripeto, per la grande preparazione che ricevono, oggi hanno dato dimostrazione della loro capacità, della loro competenza, ma soprattutto della loro voglia di fare. Questo perché questa scuola che mi onoro di dirigere ha un corpo docente altamente professionale e valido che inculca sempre nei giovani quella mentalità per un futuro diverso, un futuro migliore, soprattutto per avere competenze e conoscenze sempre all'avanguardia. Saranno altri giorni come questi, Presidente? Sì, in questo momento ci sono altri plessi che stanno condividendo questa nostra realtà. A gennaio faremo tutta un'altra serie di Open Day e già abbiamo avuto riscontro estremamente positivo alle famiglie che hanno scelto così in anteprima la nostra scuola e questo ci onora, ma ripeto è frutto di un lavoro certosino che va fatto ogni giorno, di un rapporto costante con le famiglie e di essere una scuola a misura di alunni. Ecco, di questo ve lo posso dire con estremo orgoglio e piacere, ripeto, perché mi avvalgo di un corpo docente, tutti docenti di ruolo, ma altamente professionale e competente, atteso che ripeto, il momento di crescita degli alunni dipende anche dal docente che guida questi nostri alunni.
Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha inviato un verbale relativo all'incontro avvenuto nella giornata di ieri in prefettura con i rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL, a seguito della manifestazione sindacale che si è tenuta sotto il Palazzo del Governo. Il prefetto ha invitato i sindaci e il presidente della regione Schifani a sensibilizzare a trasformare i contratti part-time in full-time. Ci sono delle interviste. Oggi fate una giornata di protesta insieme agli altri sindacati, ecco, sostanzialmente cos'è che chiedete, cosa rivendicate? Le ragioni di questa protesta: siamo qui noi a rappresentare oggi tutti quei lavoratori part-time che lavorano negli enti locali e che attualmente non hanno un contratto full-time, cioè a tempo pieno. Questi lavoratori da tantissimi anni ormai reggono gli enti locali e portano avanti le pubbliche amministrazioni, e quindi chiediamo a tutti gli amministratori, alle amministrazioni comunali, di far sì che si passi ad un contratto full time e quindi anche loro avere quella dignità di lavoratori che ogni essere umano merita. Le ragioni di questa protesta? Allora, materialmente noi oggi siamo qui a manifestare, quindi c'è questo sit-in davanti alla prefettura, perché vogliamo rivendicare quello che è uno stato attuale per quanto riguarda i problemi che stanno purtroppo attraversando i vari comuni, soprattutto nella nostra regione Sicilia, ma come si vede anche nel sud Italia, che purtroppo la nostra realtà è una realtà diversa di quella che può essere quella dei comuni del nord, perché magari lì sono dei comuni più virtuosi e quindi possono affrontare quelle che sono le esigenze che affliggono un'amministrazione nel garantire i servizi essenziali ai cittadini. Qui purtroppo noi ci troviamo in una realtà completamente diversa, forse non lo so, si cerca di non capire o di non voler affrontare questa problematica che poi alla fine va a ripercuotersi sui nostri cittadini, perché nel momento in cui un comune non può garantire i servizi essenziali alla cittadinanza, ovviamente poi vengono a mancare quelli che sono anche il benessere, no? il vivere civile in una comunità, perché mancano i servizi. Il cittadino paga le tasse per usufruire dei servizi che l'amministrazione gli eroga puntualmente. Quindi noi che cosa chiediamo oggi? Oggi ricordiamoci che negli enti locali molto personale che ricopre ormai ruoli cardini dell'amministrazione è a regime part-time, quindi voglio dire personale che ha 20 ore, comuni che sono a 18, quindi dico, la nostra manifestazione siamo qui per proprio cercare di stimolare gli organi di competenza affinché si possano attivare per risolvere questa problematica. Il Teatro Pirandello di Agrigento si riempie di giovani, numerosi gli studenti che hanno assistito ai matinee organizzati dalla Fondazione, che hanno così potuto vedere la rappresentazione teatrale Buoni se potete, per la regia di Francesco Bellome e Marco Savatteri. Soddisfatto il presidente Alessandro Patti per i successi dell'iniziativa, che proseguirà anche per il prossimo 19 dicembre. Finalmente il teatro entra a pieno regime, gli spettacoli per le scolaresche stanno riscuotendo un grandissimo successo, intanto in termini di numeri. Pensate che solo per quello in programmazione in questi giorni, cioè la produzione della Fondazione Pirandello Buoni se potete, registra 7.000 presenze di scolaresche, e abbiamo un numero complessivo di presenze del mondo scolastico per l'intero cartellone a loro dedicato di 20.000 presenze, quindi siamo veramente soddisfatti e siamo onorati di poter aprire le porte ai ragazzi che vengono a respirare arte e cultura qui dentro. Siamo molto emozionati, i ragazzi sono felici di partecipare
stimolano moltissimo il teatro, le competenze culturali, creative, trasversali, sicuramente una parte importante del percorso educativo, è importante anche per la formazione e la crescita umana dei ragazzi. Lei mi diceva la prima volta al Teatro Pirandello, Sì, si può la dire? prima volta è entusiasta, veramente è un gioiellino, è spettacolare, è la prima volta, però mi farò perdonare e penso di ritornarci più spesso. Abbiamo percepito tanto entusiasmo anche da parte dei ragazzi, no? Quanti sono? I ragazzi che hanno partecipato oggi sono 250, ma già il giorno 9 ne hanno partecipato altrettanti, quindi veramente un grande entusiasmo e una grande partecipazione da tutta la scuola. È importante anche per sviluppare la loro autostima, la consapevolezza culturale, una stimolazione anche di tipo creativo dei ragazzi. Ecco perché subito dopo si sono fatti dei laboratori. E passiamo ora allo sport. La squadra dell'Akragas si incontrerà domani fuori casa, il Resuttana, alle 15:30, poi si andrà alla pausa natalizia. Attualmente la squadra è al primo posto in classifica con 33 punti, a seguire l'Enna Calcio con 32, quindi il Pro Favara con 31. C'è il servizio del collega Carmelo Lentini. Si chiude a Carini allo stadio Pasqualino contro il locale Resuttana San Lorenzo il girone di andata dell'Akragas. Una gara da prendere con le pinze, specie dopo una settimana intensa, sia dal punto di vista calcistico che dirigenziale, e culminata con le dimissioni da presidente di Giuseppe Deni. Dal punto di vista calcistico si sono registrate 2 vittorie salutari, entrambe con il Don Carlo Misilmeri, una in Coppa con la conquista della finale regionale e la seconda in campionato. Ma a tenere banco ci sono anche le dimissioni da presidente di Giuseppe Deni, in un momento molto delicato per la compagine dei Templi. Dopo la sconfitta di Enna, la squadra ha ripreso a macinare punti, ma il distacco dagli inseguitori si è notevolmente ridotto. Ecco perché la tifoseria è particolarmente preoccupata e guarda al futuro con grande scetticismo. La domanda più frequente è solo una: come reagirà in campo la squadra? Certamente se l'Akragas saprà vincere per come l'ambiente si augura, ne verrebbe fuori un buon segnale, ma anche un bel regalo di fine anno. E i presupposti ci stanno tutti, anche perché le rassicurazioni economiche fatte dallo stesso Deni garantiscono il sereno proseguo della stagione all'intera rosa dei calciatori e a tutto lo staff. Tra l'altro vogliamo sottolineare che in questi giorni sono iniziati i lavori di ripristino del manto erboso del Seneto, che sicuramente non sarebbero iniziati se ci fosse stata una vera crisi esistenziale. In giro c'è solo un po' di sbandamento e confusione e il nebbione che si è alzato ci si augura possa svanire presto. Tornando alla trasferta di questa domenica pomeriggio al Pasqualino di Carini contro la locale Resuttana San Lorenzo, la gara avrà inizio mezz'ora prima, e cioè alle ore 14. Tutto è stato comunicato attraverso un comunicato ufficiale diramato dalla Lega. Il Resuttana occupa la 13ª posizione con 8 punti, conseguenza di 8 sconfitte, una sola vittoria e 5 pareggi. 10 le reti segnate contro le 20 subite. La squadra palermitana è allenata da Vincenzo Giannusa e contro l'Akragas è certa la presenza di 2 ex. Si tratta di Costantino e del difensore Punzi. Non saranno del match perché squalificati Gianmarco Corsino, Marco Clemente, migliore marcatore con 2 reti, e Giuseppe Danna. Potrebbe invece esordire l'ultimo arrivato, vale a dire il centrale difensivo argentino Emiliano Carlos Santoro. E come capita spesso quando arriva l'Akragas, anche il Resuttana ha indetto la giornata nero-rosa, che sono i colori sociali del club. Per quanto riguarda l'Akragas, sembra essersi ripreso l'esterno marocchino El Yacouri, uscito malconcio nella gara contro il Misilmeri, mentre per il resto non si registrano defezioni. Il match sarà diretto da Vincenzo Carnemolla di Ragusa, con assistente Elvira Rizzo di Enna ed un altro ancora da designare. Da Agrigento sono pronti a partire alcune decine di tifosi biancazzurri. Per quanto riguarda le altre agrigentine,
Duro scontro della Profavara al Gaeta contro la vice capolista Enna. Una gara dall'esito incerto che potrebbe dare una svolta in classifica in questo ultimo scorcio dell'anno. Entrambe hanno un susseguirsi di vittorie e sono in buona salute. Questa gara non a caso è stata affidata ad un arbitro proveniente dal nord Italia. Si tratta di Edoardo Panici di Aprilia, mentre i suoi assistenti sono Franz Joseph Grasso di Aciriale ed Antonino Catanese di Messina. Anticipa invece a questo sabato l'Unitas Sciacca, che ospita la Nissa. Tra i pali ci sarà Alessio Zummo, che ha scisso con il Don Carlo Biselmeri. Questa è la terna arbitrale, Flavio Giuseppe Bertolino di Trapani, il quale avrà come collaboratori Angelo Smiraglia di Palermo e Roberto Morgante di Agrigento. Invece queste sono le altre gare in programma. Cus Palermo Mazzarese, Don Carlo Misilmeri Parmonval, Mazzara Casteldaccia, Leonvortese Marineo e infine Gela Castellammare. Sfida apertissima domani in casa Fortitudo, arriva al Palamongada il casale Monferrato del coach Valentini, con entrambe le squadre a pari punti a quota 10 e l'ultima giornata del girone di andata il servizio. Sfida apertissima in casa Fortitudo, arriva al Palamongada il casale Monferrato del coach Valentini, con entrambe le squadre a pari punti a quota 10. È l'ultima giornata del girone di andata, si giocherà domenica alle ore 18 e la squadra del coach Cagnardi ha perso il treno per la Coppa Italia, ma vincendo domenica contro Monferrato e giovedì il derby contro il Trapani tornerebbe nelle zone alte della classifica. Il Monferrato viene da una vittoria su Milano e una sconfitta contro Treviglio, la Fortitudo al contrario ha vinto contro quest'ultima e perso contro i milanesi, insomma un trend opposto che mette contro due squadre molto preparate e daranno battaglia sin dall'inizio. Sicuramente il pubblico sarà un fattore favorevole per Agrigento, giocare le ultime due partite dell'anno 2022 in casa porta dei benefici non indifferenti, si evitano lunghe code e stancanti trasferte e soprattutto arrivano dopo la sosta per la Fortitudo di domenica scorsa, tutti i presupposti che lasciano ben sperare Davis Cagnardi. Ha presentato il match l'assistente coach Giacomo Cardelli. Nell'ultima partita del girone di andata affrontiamo il Monferrato, squadra con elevato talento offensivo che ha nel proprio roster un perfetto mix di esperienza e gioventù. Arrivando dalla vittoria contro l'Urania Milano troveremo sicuramente una squadra affamata che proverà a strappare la vittoria in ogni modo. E questo è tutto per il telegiornale di oggi, vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Un buon fine settimana.